3 sere internazionali, un evento mediatico, un evento sportivo, un evento per tutti gli appassionati del ciclismo che si svolgerà al Velodromo Bottecchia dal 24 al 27. Sì, non ho sbagliato i numeri perché quest'anno la sorpresa più grande è che le 3 sere diventano 4. Non cambia il nome ma cambia la sostanza, con grandi big, grande spettacolo e grande passione per il ciclismo. Quest'anno ci ritroviamo con una veste rinnovata, un velodromo con il manto nuovo e con un vestito nuovo con le scritte pubblicitarie e anche un'organizzazione nuova in quanto dall'UCI ci è venuta la promozione alla fascia A. Questo implica una giornata in più nello svolgimento delle gare. Abbiamo la consueta 3 sere all'interno della quale troveremo le gare Omnium, valide per l'assegnazione di punti per i mondiali e le Olimpiadi prossime. Avremo all'interno 2 campionati italiani di elettromotori, sia maschile che femminile. Avremo le gare di contorno per i più giovani. Tra i partecipanti questa sera anche il neocampione italiano categoria allievi Eric Patias Montagnier, che ha portato una maglia in Friuli Venezia Giulia dopo 20 anni. Un orgoglio, insomma è un bel biglietto da visita per queste 3 sere. Sicuramente sì, un ragazzo di Cordenons che corre per il gruppo ciclistico Pasiano, sicuramente un motivo di orgoglio, è la seconda maglia che arriva nel settore giovanile, ricordo che la prima l'hanno vinta la Papolice nel fuoristrada, questa con lui sicuramente è la ciliegina sulla torta per adesso che siamo a metà stagione. Ma questa per la città di Pordenone, in realtà per tutta la provincia, è una delle manifestazioni più importanti dal punto di vista sportivo, per l'altissimo tasso tecnico, per le qualificazioni per il Mondiale Olimpiadi che contiene, per la grande festa che rappresenta, ma anche per la ricaduta turistica ed economica che ha per la nostra città. Si tiene all'interno di un impianto sportivo bellissimo che è il Bottecchia, che abbiamo migliorato e che in futuro diventerà il polo ciclistico della città. Con i nomi che ci sono io penso che sia la pista che ha più, diciamo, risonanza sotto questo aspetto. Abbiamo Lia Viviani, che è tutto dire, chi è dell'ambiente ciclistico sa chi è Lia Viviani. Abbiamo la presenza che arriverà sicuramente anche Filippo Ganna a vederci. Abbiamo diversi professionisti, pertanto io penso che sia una delle piste in Italia in cui ha sicuramente dei grossissimi nomi che vengono a partecipare alla 4 sere. Quest'anno la pista è stata sistemata e attualmente gli hanno fatto le ultime scritte, è diventata molto molto bella. Io mi aspetto che più avanti riusciremo anche a coprirla, come ha detto il sindaco prima, perché effettivamente la pista di Pordenone ha tutte le possibilità per poter diventare una grossa pista in cui si svolgeranno manifestazioni di grosso livello. Ci stiamo lavorando e vedo che piano piano stiamo cominciando a fare un grosso gruppo che sta lavorando per riuscire ad arrivare a questi obiettivi. Credo che anche la federazione abbia riconosciuto il grande merito organizzativo di questa squadra che negli anni ha saputo, dopo la Coppa del Mondo, proporre una 3 sere sulla linea delle 6 giorni e di anno in anno l'ha fatta crescere pian piano, portandola da quest'anno in prima fascia, per cui siamo entrati organizzativamente nell'Olimpo del ciclismo mondiale. È chiaro che la federazione interessa perché tutti gli atleti più forti saranno presenti, a partire da Viviani, ma anche le nazionali open, sia maschili che femminili. All'interno di tutto questo è una tradizione per Pordenone mantenere anche l'attività giovanile, per cui sono tutti ingredienti che alla federazione stanno a cuore. Credo che la ricetta degli amici della pista sia sicuramente vincente e lo dimostra appunto questa crescita continua avvenuta negli anni, che ha portato in alto una manifestazione, una tradizione sportiva, ma anche una città come Pordenone che tutto sommato se lo merita, che annovera tra i suoi personaggi che la storia gli ha consegnato anche Ottavio Bottecchia, per cui attraverso questa manifestazione vogliamo anche ricordare un grande campione al quale è stato intitolato un impianto che l'amministrazione comunale ultimamente ha nuovamente ristrutturato, per cui è motivo d'orgoglio, credo, non solo per i ciclisti ma per tutto lo sport. La formula vincente per avere tanta gente, io penso che ogni persona che abbia passione, come ce l'abbiamo noi,
è un'occasione e un'opportunità per portare le proprie famiglie, perché voi lo sapete bene che il mondo del ciclismo è un mondo tranquillo, fatto di amici, si può venire al velodromo tranquillamente con tutta la famiglia. Avremo, oltre allo spettacolo e il poter vedere da vicino i campioni che di consuetudine vediamo sui teleschermi, avremo anche delle gare di contorno, avremo anche una bella manifestazione del Vespa Club di Porcia, ci farà fare la sfilata, non solo avremo i corridori ma avremo anche le Vespe che a gruppi di qualche numero sfileranno in ordine di anzianità.